Siamo sempre collegati con il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, dottor Miani. Volevo chiederle, stiamo parlando di ora legale estesa tutto l'anno, c'è chi ce la fa, l'ha fatta, lei citava appunto la Spagna. Tra l'altro, oltre che a un beneficio in termini economici per risparmio energetico, quindi consumo proprio di energia elettrica, che abbiamo visto che è costosa, ci sarebbero anche un massiccio taglio delle emissioni climalteranti, come avete valutato voi. 200.000 tonnellate di CO2 emesse in meno. Cosa si tratta? Come si verificherebbe questo? Ma guardi, questi sono dati ufficiali Terna, che è il gestore della rete elettrica italiana, che ha valutato che il risparmio di produzione di energia, se l'ora legale fosse mantenuta in maniera permanente, porterebbe anche a una riduzione di emissione in atmosfera di anidride carbonica, che si libera nella produzione energetica, come anche di tante altre sostanze tossico-nocive che derivano dai processi di combustione. Ebbene, l'anidride carbonica, che si potrebbe ridurre come emissioni in atmosfera all'anno in Italia con l'ora legale permanente, sarebbe di 200.000 tonnellate in meno, che corrisponde a quella che potrebbero captare o assorbire dai 2 ai 6 milioni di piante di alberi in Italia. È come se ogni anno potessimo piantare dai 2 ai 6 milioni di alberi semplicemente risparmiando di immettere in atmosfera 200.000 tonnellate di anidride carbonica, che è un gas climaterante, e quindi contribuire, non in maniera definitiva, è un tassello anche questo, ma contribuire positivamente a costo zero anche a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi Io posso dirle che abbiamo sottoposto la questione sia al precedente governo, il quale abbiamo avuto un'apertura ma molto tiepida, l'abbiamo sottoposto anche all'attuale governo, nello specifico al ministro Pichetto Fratin, che è il nostro ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dal quale invece abbiamo avuto un discreto interesse e la promessa dell'approfondimento tecnico a livello di Ministero dell'Ambiente, perché il ministro si è detto favorevole a queste iniziative. Quindi questa è una notizia positiva sostenendo questa teoria. In Europa dal 2019 c'è stata questa apertura, no? Questa liberalizzazione, nel senso che gli stati sono stati lasciati liberi di fare la propria scelta, però con delle pressioni, tanto per cambiare, molto importanti da certi stati, tutti quelli collocati nell'area nord, ma abbiamo visto già anche in altri provvedimenti che poi l'hanno sempre vinta, che non sono per nulla interessati a questi cambiamenti. Ma non si può pensare di lasciare un'Europa tranquillamente con le proprie autonomie decisionali in quest'ambito, proprio per la diversa conformazione. Sarà necessario prima o poi addivenire a un provvedimento unico e quindi sicuramente per noi penalizzante. Cosa dovrebbe fare l'Italia? Quindi fare una legge ad hoc come ha fatto la Spagna? Spieghiamo un attimo a chi non... Guardi, non si tratta di una legge, quella spagnola, siccome l'Europa ha deciso su base di una consultazione pubblica con l'84% del parere positivo dei cittadini europei coinvolti in questa consultazione, di lasciare liberi gli Stati membri di decidere se mantenere il doppio fuso, quindi l'ora legale e l'ora solare in alternanza, oppure scegliere direttamente per l'ora legale o per l'ora solare. La Spagna ha deciso di optare direttamente solo per l'ora legale, l'Italia nel governo Conte invece ha deciso di mantenere l'alternanza, altri stati non si sono espressi o alcuni forse si staranno per esprimere, ma non c'è necessità di una legge, è semplicemente una comunicazione che lo Stato deve dare all'Europa scegliendo un'opzione tra quelle proposte. Doppio orario, ovviamente alternato nel corso delle stagioni, oppure legale o solare. E io ritengo che questa è un'azione di quelle proprio a costo zero, perché basta semplicemente una notificazione alla Commissione europea, all'Unione europea, e porterebbe sicuramente dei vantaggi. Diciamo che forse l'unico, tra virgolette, svantaggio
o comunque difficoltà potrebbe essere legata ai fusi orari per i commerci esteri, che comunque già di base Sì. dobbiamo modificare nel corso dell'anno, 2 volte all'anno, proprio nel passaggio da ora legale a ora solare e viceversa. Quindi un problema molto piccolo e facilmente superabile. Allora, altra questione, in realtà non è l'unica, ci sono due problematiche abbastanza incombenti sulle nostre teste. Da una parte le auto elettriche e quindi la diffusione che dovrà esserci con tutto quello che ne conseguirà, e l'altra invece le case green, anche questa abbastanza impattante per le nostre economie. Ci dica. Ma sono entrambe direttive europee che vanno nella direzione di ridurre l'immissione in atmosfera, in ambiente di sostanze inquinanti, quindi tecnicamente sono o comunque climateranti e vanno nella direzione giusta. Il problema sono i tempi che vengono dettati dall'Europa e che a nostro parere dovrebbero essere diciamo, prima di essere emesse, ossia liberate come direttive, bisognerebbe fare una valutazione stato per stato anche per quelle che poi sono le disponibilità di materie prime, di forza lavoro, in questo caso sulle auto elettriche, anche di tecnologie, per realizzare quello che l'Europa ci chiede. Ecco, auto elettriche dal 2035 in poi non possono essere più immatricolate auto con motori a benzina, a gasolio, ma solamente auto, diciamo, elettriche, appunto, e noi ci auguriamo anche idrogeno e anche con combustibili, biocombustibili. La transizione, come dicevo prima, deve essere sostenibile economicamente, ma anche socialmente accettabile. Non si può gettare nel panico i cittadini mettendoli in difficoltà, anche in gravi difficoltà economiche, senza dare loro alcun tipo di sostegno. L'Europa questo sostegno, diciamo, a parole oggi lo promette, ci auguriamo che ci sia anche nei fatti, ma che ci sia una dilazione dei tempi per consentire a tutti di potersi muovere correttamente in questa direzione, considerando che in Italia, per quanto riguarda il parco proprio automobili, insomma, è un parco piuttosto vetusto. E così pure, collegandosi al tema delle case green, ovvero sia della normativa della direttiva europea che imporrebbe agli Stati membri di realizzare diciamo un livello energetico delle case entro il 2033 in classe D e entro il 2030 in classe F. E anche qui abbiamo una carenza enorme, e questo l'ha già evidenziato il super bonus 110% di manodopera, tant'è che oggi, se volessimo mettere in pratica questa direttiva, ci vorrebbero almeno 6 mesi per poter iniziare i lavori, ecco, giusto per dare un'idea di come siamo messi a livello di manodopera, ma anche di materie prime. Ovviamente una direttiva così fatta crea subito della povertà. Povertà, considerato che l'Italia è un paese che ha sempre investito i suoi risparmi nel mattone, e un deprezzamento del mattone incomincia già a sentirsi, anche perché laddove non dovessimo riuscire a rispettare i tempi europei, ci sarebbe un rischio severo di vedere una riduzione del valore del nostro immobile fino al 40%, mentre se dovessimo diciamo, stare dietro alla direttiva europea, dovremmo spendere mediamente tra i 30 e i 60 mila euro per sistemare le nostre abitazioni secondo queste indicazioni, cambiando gli infissi, cambiando la caldaia, mettendo cappotti di coibentazione e via dicendo. Ecco, se poi l'Europa interverrà economicamente a favore dei diversi stati e lo Stato italiano metterà dei sistemi di defiscalizzazione piuttosto che degli aiuti concreti, questa è un'altra storia, però
diciamo, usciamo da una pandemia, siamo in piena crisi energetica, ecco, queste non sono notizie che creano quel buon umore, quel senso di ottimismo di cui il nostro paese oggi avrebbe bisogno anche per ritornare ai livelli pre-pandemici come produzione economica e anche come serenità complessiva della popolazione. Certo, relativamente al discorso sia dei pannelli fotovoltaici che anche, e qua si vede tutto il ciclo un po' del dispendio energetico e inquinamento ambientale, anche per il riciclo dei pannelli stessi, per la materia prima utile per i pannelli, che poi noi non la possediamo, dobbiamo andare verso la Cina, o comunque mercati che sono governati dalla Cina. Lo stesso dicasi per le auto elettriche, dove tra l'altro la ricarica elettrica consuma energia elettrica. Noi abbiamo parlato fino a prima, risparmiamo energia elettrica, cerchiamo di risparmiare per non avere, e qui andremo a spenderne tantissima per la ricarica della macchina, e addirittura c'è chi ha fatto i calcoli più che non per i periodici pieni, oltre a un costo di costruzione, e quindi il ciclo completo di queste macchine è molto dispendioso economicamente e per l'ambiente. Come la mettiamo? Sì, guardi, il punto è questo: l'Italia, se fosse pronta, ma il problema è che non lo è o non lo è completamente, potrebbe sfruttare queste occasioni per creare delle filiere sane e solide, visto che gran parte del know-how relativo al mondo delle rinnovabili è un know-how italiano, che però non è mai stato particolarmente solleticato, insomma, né dalle istituzioni né dalle regioni, quindi dai comparti regionali. Tant'è che molti di questi brevetti, molte di queste innovazioni sono state esportate all'estero o cedute all'estero. Quindi noi oggi ci troviamo a dover acquisire dall'estero le materie prime e anche molte tecnologie utili proprio per creare questa transizione energetica italiana. Ecco, quando io dico la dilazione dei termini o diluire un pochettino nel tempo questa azione, consentirebbe una ricreare all'interno del tessuto imprenditoriale italiano una filiera specifica, e quindi non dover esportare i nostri capitali magari verso mercati che già oggi sono leader come la Cina di alcune tecnologie, oltre che delle materie prime, ma creare anche ricchezza e posti di lavoro all'interno del nostro paese. E purtroppo i tempi stretti che oggi ci vengono imposti impediscono probabilmente la creazione di questa filiera, che sarebbe sicuramente una filiera di grande eccellenza. E è ovvio che queste scelte, io mi dico forse a livello inconsapevole, vengono fatte da un lato per un'urgenza che è, voglio dire, giustificata dal cambiamento climatico in atto, dal grande inquinamento atmosferico di cui purtroppo l'Italia registra ancora il primato per numero di decessi prematuri in Europa, ma dall'altro lato ci sta spingendo sempre di più a doversi rifornire in mercati che non sono propriamente nostri amici, ecco, insomma, governati da stati o diciamo, sì, da governanti, sono stati totalitari come la Cina, Sì, anche lì il l'ex-URSS rispetto o dei diritti paesi umani. controllati. Esatto, dove invece c'è magari uno sfruttamento anche della forza lavoro, dove si crea un inquinamento importante a livello locale. Oggi bisogna purtroppo ragionare a livello globale. Ecco, noi magari andiamo a produrre meno inquinanti, meno emissioni climateranti in Italia, ma prendiamo le tecnologie e le materie prime da paesi dove per produrle creano invece un grandissimo inquinamento e la grande produzione di sostanze climateranti. Ecco, siccome viviamo su questo piccolo pianeta che si chiama pianeta Terra, la transizione dovrebbe essere complessiva, se no l'effetto Sì, sperato non si raggiunge. Infatti, assolutamente. No, c'è chi ha detto che ci sarebbe più da preoccuparsi dell'inquinamento elettromagnetico che non quello da PM10, polveri sottili, rispetto a tanti anni fa, quando era molto più impattante, anche le forme di riscaldamento erano molto più impattanti. Può essere così? No, oggi la prima, diciamo, emergenza sanitaria di origine ambientale è l'inquinamento atmosferico, questo a livello mondo.
nonostante ci sia stato un decremento in Europa complessivo di circa 100.000 decessi in meno che sono stati evidenziati dall'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Italia resta comunque in vetta a livello europeo per numero di decessi prematuri, con 80.000 decessi prematuri all'anno dovuti all'inquinamento atmosferico, che hanno anche un'incidenza pesante in costi sanitari diretti. La seconda emergenza diciamo, sanitaria a livello mondo di origine ambientale è quello della qualità delle acque complessiva, anche se l'Italia in tal senso ne risente, come dicevamo prima, prevalentemente sulla disponibilità di acqua per le attività agricole e non come altri paesi. Questo potrebbe generare morte, disperazione, migrazioni di massa, ma in paesi a noi vicini questo provoca e poi vediamo gli effetti anche non solo dovuti alle guerre, ma dovute proprio alla scarsità idrica, che porta anche migrazioni climatiche e anche diciamo, verso l'area del Mediterraneo e verso l'Italia come luogo di approdo. Guardi Presidente, la ringrazio tantissimo, è stato estremamente esaustivo nelle sue spiegazioni, come sempre chiarissimo, e poi io invito tutti quanti a visitare, avete un sito, no? Sì, il nostro sito istituzionale è simaitalia, un'unica parola.org, e poi abbiamo dei mini siti tra cui prevenzione.life su cui ci sono dei decaloghi e dei consigli semplici per ridurre l'esposizione all'interno degli ambienti di vita e di lavoro alle principali determinanti, si chiamano così, ambientali e sociali della salute, come per esempio l'inquinamento dell'aria indoor, piuttosto che una migliore gestione dell'acqua, anche lo stesso inquinamento elettromagnetico a cui faceva accenno lei prima, che sicuramente interessa molte persone particolarmente sensibili, i cosiddetti elettrosensibili, che oggi in Italia sono stimati essere circa 300.000 persone e che, nonostante vada nei loro confronti la nostra massima comprensione, non rappresentano oggi però l'elemento vero e discriminante dell'emergenza sanitaria legata all'ambiente, che invece, come dicevo prima, è proprio legata all'inquinamento dell'aria. Grazie, grazie moltissime, la lasciamo qui nelle sue occupazioni, ringraziamo il Presidente Alessandro Miani, Presidente nazionale SIMA, e a voi telespettatori naturalmente lascio la pubblicità, la nostra trasmissione comunque continua. Grazie e buona serata.